È un urlo straziante che scuote l'aula del tribunale, poi il rantolio di un respiro che piano piano si affievolisce, sovrastato dalle frasi deliranti pronunciate da Eric Zorzi. Nico, vattene, Nico, ti prego, dimmi che ci liberi. È un film dell'orrore, quello ascoltato durante la quarta udienza del processo al 42enne camionista di Abano Terme accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicoleta Rotaru simulandone il suicidio. La notte tra l'1 e il 2 agosto del 2023 il cellulare della donna registra la sequenza della violenza. Nicoleta era tornata a casa dopo aver trascorso qualche ora con il nuovo compagno con cui pianificava di rifarsi una vita insieme alle sue bambine, ma Eric Zorzi comincia ad offenderla. Un lungo monologo di insulti e volgarità irripetibili, quelli che per ore pronuncia contro di lei che cerca di dormire. Ma l'uomo non demorde. Ad un certo punto Nicoleta urla: Eric, ti prego, smettila. Sono i suoi ultimi istanti di vita. In aula Zorzi ha ascoltato impassibile, senza battere ciglio. Si è agitato però quando il consulente della procura ha fatto sentire altri audio di liti tra lui e l'ex moglie e con le figlie, anche loro vittime delle sue umiliazioni e dei suoi insulti. Oltre 1000 ore di conversazione registrate nel telefono e analizzate come prova non solo del delitto, ma anche del carattere violento di Zorzi. Nell'audio della notte dell'omicidio si sentono rumori di un corpo trascinato, di attrezzi metallici e di un seghetto. Secondo il pubblico ministero, le azioni messe in campo dall'uomo per simulare il suicidio adagiando il corpo esanime di Nicoletta in bagno. La difesa di Zorzi però lo contesta. Quell'audio non è comprensibilissimo, non sono nemmeno comprensibili all'interno di questo gli spostamenti dello stesso strumento del cellulare, perché ad un certo punto sembra vicino al letto, poi sembra in bagno, come fa ad arrivare in bagno, perché dovrebbe arrivare in bagno, ci sono tantissime cose da chiedere ancora da fare. L'audio in sé per sé secondo me è solo un documento. Gli audio portati in aula si riferiscono a numerosi liti avvenute negli ultimi anni, piuttosto in carcere, ma ti faccio tanto male, diceva Zorzi il 19 giugno del 2023, un mese e mezzo prima della morte di Nicoleta. Per delineare la sua personalità violenta e prevaricatrice è stato ascoltato anche l'audio registrato il 4 ottobre del 2022 in cui è presente la madre di Zorzi che aveva richiesto l'intervento dei carabinieri perché il figlio l'aveva aggredita. Sei il demonio, andrai all'inferno, mi hai messo le mani addosso, mi hai quasi strangolato, e diceva la donna al figlio. Io credo non ci siano neanche commenti da fare su diciamo una prova documentale così evidente di quello che era la vita di questa donna e delle sue figlie insieme a quest'uomo. Le udienze proseguiranno fino a maggio, la prossima è prevista il 2 aprile dove ci sarà la testimonianza del medico legale.